Sono 10 gli esponenti della consorteria criminale dei Soriano di Filandari nel Vibonese, fermati stamani dai carabinieri poiché ritenuti responsabili dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, minaccia, incendio, detenzione e porto abusivo di armi e di esplosivi, aggravati dalle modalità mafiose. L'indagine, avviata nel 2010, ha permesso anche di individuare i responsabili delle telefonate minatorie e minacce alla deputata Angela Napoli di FLI, a giornalisti e carabinieri. Una delegazione della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo ha fatto visita oggi in Calabria. La delegazione ufficiale, capeggiata da Mario Pirillo e composta da 6 deputati europei, è arrivata a Crotone per prendere visione ed informazioni sullo stato di inquinamento nel sito Pertusola Sud, mentre ieri il sopralluogo era stato fatto sul fiume Oliva. Ciò che è stato sottolineato, la necessità che ci sia maggiore trasparenza nelle questioni relative all'ambiente, un rigoroso rispetto della legge ed un maggiore coinvolgimento dei cittadini. I territori del Crotonese e del Catanzarese sono stati impegnati stamattina in una simulazione antisismica organizzata dalla Protezione Civile per fornire agli studenti le indicazioni comportamentali necessarie in caso di calamità naturale. La prima giornata di esercitazione nazionale Calabria 2011 ha coinvolto in particolare l'Istituto Ipsia di Crotone e circa 700 studenti del Liceo Scientifico Siciliani di Catanzaro, alla presenza di esperti della Protezione Civile nazionale e regionale. Nessun particolare intoppo si è registrato durante l'esercitazione, che ha dato esito positivo. Una persona è stata travolta ed uccisa ieri sera, poco prima dell'ingresso nella stazione di Vibo Pizzo, dall'Eurostar 9375 Roma-Reggio Calabria. Si tratta di un anestesista in servizio nell'ospedale di Vibo Valentia. La donna, secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, all'arrivo del treno verso le 19 si è infilata il cappuccio della felpa che indossava e si è gettata davanti al convoglio. La mattina aveva lavorato regolarmente in ospedale. A nessuno avrebbe detto di aver avuto problemi particolari. Ricorre oggi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999. Una giornata di condanna e sensibilizzazione verso ogni forma di violenza contro le donne, qualsiasi siano le motivazioni ed i contesti. Ne hanno discusso ieri pomeriggio all'interno della Biblioteca Arnoni del Tribunale Cittadino le donne del SOR Optimist International Club di Cosenza. Lo spirito delle componenti del SOR Optimist è quello di ricordare le vittime, ma soprattutto sensibilizzare la società attraverso segnali tangibili.